L'arrivo della sosta natalizia porta ad una breve riflessione in casa FIGC. A livello coordinamento scolastico, ad esempio, diretto dal professore Stefano Valenti. Oramai si lascia alle spalle un 2023 complesso, caratterizzato da impegni e sacrifici con tanti lati positivi e anche diversi punti di riflessione. Un anno comunque straordinario per le attività che si sono sviluppate su tutto il territorio siciliano e che hanno coinvolto tantissimi bambini e bambine nelle diverse aree. Ai nostri microfoni il coordinatore regionale della SGS Stefano Valenti fa un'attenta disamina sull'anno appena trascorso e svela cosa bolle in pentola per il prossimo anno 2024. Professore Stefano Valenti, possiamo dire ex presidente della FIGC della delegazione di Agrigento, ma oggi è il responsabile praticamente del calcio giovanile, lo possiamo dire scolastico. Allora, Stefano, siamo quasi al giro di boa di quest'anno, ecco, vogliamo fare un po' in sintesi quello che è stato il percorso del tuo ruolo principale e poi cosa bolle in pentola. Sì, Carmelo, diciamo che se dobbiamo fare un percorso possiamo solo dire che stiamo cercando di continuare il lavoro iniziato negli anni, perché come si può immaginare il lavoro che facciamo con i bambini è un lavoro dove i risultati sicuramente non si vedono dopo un anno o 2 anni, ma come dire, come sempre dico io, iniziamo un percorso, iniziamo una tappa dove con il lavoro degli anni si potrà vedere poi alla fine determinati risultati. Il nostro è un lavoro molto bello, come dico sempre io, perché guidare il coordinamento della Sicilia è un lavoro impegnativo, però nello stesso tempo ti permette di poter aiutare o quantomeno indirizzare tutti i bambini sia nella scuola di calcio sia nell'attività scolastica con i progetti che facciamo, ma anche con gli adulti, con i progetti sociali, il progetto Rete, con i centri federali. Insomma è un lavoro praticamente che ci permette di poter cercare di formare il futuro cittadino, futura cittadina nel miglior modo possibile. Ecco perché noi puntiamo molto sul rispetto delle regole, puntiamo molto sul rispetto, che secondo me è una parola molto importante, perché se riusciamo a far capire al bambino, ma anche ai genitori, perché molte volte i genitori guardano solo l'aspetto tecnico del proprio figlio quando vanno a scuola di calcio, riusciamo a far capire a tutti che il rispetto è importantissimo, specialmente farlo capire ai bambini, dove rispettare il proprio compagno, rispettare anche le cose che sembrano, diciamo, superflue come la differenziato, rispettare l'ambiente, ecco, rispettare la persona, negli ultimi tempi anche rispettare il sesso femminile, per noi è una cosa molto importante. Quindi noi andiamo avanti cercando di dare al nostro bambino o alla nostra bambina quante più attività possibile, circondato da persone che formiamo come tecnici, ai genitori con cui ci relazioniamo per far capire loro qual è il loro diciamo, ruolo in questo contesto, e speriamo che tutti assieme possiamo riuscire a formare sì il futuro calciatore, ma principalmente il futuro cittadino. Quindi la FIGC non solo calcio, ma anche dei messaggi importanti per il futuro e per la crescita dei nostri giovani. Sì, sicuramente, perché il nostro è un calcio più educativo che agonistico, perché ci occupiamo dei bambini dai 5 ai 12 anni, quindi è molto importante parlare sì di futuri calciatori, ma parlare anche dell'aspetto educativo che noi possiamo fare e dobbiamo fare attraverso l'utilizzo del pallone, l'utilizzo del gioco del calcio, perché attraverso la nostra agenzia educativa, che assieme alla scuola, alla famiglia e chiaramente le società sportive sono delle agenzie educative, devono riuscire a portare avanti questo compito, un compito molto importante, molto difficile, però lo facciamo con tanta passione, con tanta voglia, e speriamo veramente che con l'aiuto di tutti riusciremo nel futuro a presentare una generazione diversa, migliore rispetto a quella che abbiamo tuttora.